asilo nido di Mestre con un Green Pass non suo ha aggredito una bidella provocandole un malore. Arrivano 2 pattuglie della polizia locale. Tragedia all'Alba a Mira, un 21enne è morto travolto da un treno in corsa. Residente nel Mantovano, si trovava ad Oriago, ospite a casa di amici per qualche giorno. Oltre ai fragili, agli anziani delle case di riposo e ai sanitari, la Regione Veneto apre per le terze dosi anche agli over 80 con prenotazione direttamente dal portale. L'oasi naturalistica del Rio Cimetta a Mestre a rischio per la costruzione dei percorsi stradali della nuova viabilità Brendole, Gazzera, Castellana. Un gruppo di cittadini non si arrende. Passaggio di consegna al comando provinciale della Guardia di Finanza di Venezia. Giovanni Abitabile succede il generale Giovanni Salerno che dice: Venezia va protetta dalla criminalità mafiosa. Status di città balneare. Dopo la proposta di legge partita da Jesolo, la conferenza sindaci del litorale veneto ha iniziato la discussione del progetto a vari livelli politici. Per una settimana il porto di Venezia si apre alla città con una serie di iniziative aperte ai residenti che ne illustrano la storia e l'attività commerciale e industriale. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. Apriamo dunque con quanto accaduto in un asilo nido di Mestre, dove un genitore è entrato con un Green Pass non suo. A quel punto, durante il controllo, ha aggredito una bidella provocandole un malore. I sindacati chiedono ora un incontro urgente al comune o dicono sarà inevitabile la mobilitazione delle lavoratrici. Troppa tensione. Questo si sta vivendo nelle scuole comunali, una tensione che si scarica sul personale ausiliario che deve accogliere i genitori, i bambini, verificare i Green Pass, una tensione che si scarica sul personale educativo. Sono stati momenti concitati al nido Trilli di Mestre. I sindacati denunciano un'aggressione verbale con tentativo di colluttazione al personale non docente. La UIL scrive in una comunicazione alla Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale, ai referenti Ames SPA e all'assessore al personale e ai servizi educativi del Comune di Venezia che il genitore si è fermato solo davanti all'annuncio di un imminente intervento di 2 pattuglie della polizia locale. È successo durante il controllo dei Green Pass, specifica la CGIL, aggiungendo anche che l'ausiliaria ha accusato un malore. Ad andare in escandescenze pare un genitore scoperto ad esibire un certificato non suo per entrare nel plesso. Sono settimane che chiediamo all'amministrazione comunale di aprire un confronto, una discussione per risolvere i problemi, per affrontare quello che sta avvenendo, per dare risposta alle lavoratrici e sostenere le famiglie. E invece ci viene negato questo confronto, non c'è nessuna discussione, si fanno scelte unilaterali che stanno producendo solo e soltanto una cattiva gestione di questi servizi. Noi vogliamo l'immediata convocazione del tavolo, altrimenti metteremo in campo la mobilitazione. Alla lavoratrice è arrivata anche la solidarietà della capogruppo del Partito Democratico Monica Sambo, che ha chiesto un intervento concreto per garantire nelle scuole organizzazione, sicurezza e professionalità. E nel tardo pomeriggio il Comune di Venezia ha risposto alla richiesta di incontro dei sindacati convocando una riunione sulla situazione organizzativa del settore servizi educativi che si svolgerà in modalità web lunedì 11 ottobre. E tragedia questa mattina a Mira, dove un ragazzo di 21 anni è stato travolto e ucciso dal treno in corsa. Ancora da chiarire i contorni della vicenda. 21 anni appena, la vita di questo ragazzo si è spenta lungo queste rotaie quando il treno della linea Mestre-Adria lo ha travolto e ucciso. La tragedia intorno alle 6:30 a Oriago di Mira. Sconosciute al momento le cause dell'incidente, il treno a quell'ora era zeppo di pendolari e studenti che hanno assistito alla scena attoniti. Il fatto all'altezza del passaggio a livello di via Verona. Sul posto immediato l'arrivo dei soccorsi e tutta la linea, che è a binario unico, è rimasta bloccata con il treno fermato immediatamente per permettere i rilievi da parte delle forze dell'ordine. Nel frattempo attivate le corse sostitutive con i bus per consentire ai viaggiatori di raggiungere le proprie destinazioni. Non è ancora chiara la dinamica del tragico incidente. Il ragazzo deceduto, secondo quanto si apprende da una prima ricostruzione, sarebbe di origini albanesi e residente nel Mantovano. Si trovava a Oriago, ospite a casa di alcuni amici per qualche giorno.
Da questa mattina aperte le prenotazioni per la terza dose per gli over 80, l'ha annunciato il governatore Zaia in conferenza stampa a Marghera. Dalle ore 12 di oggi sono aperte le prenotazioni per la terza dose per gli over 80 a Terminale. Oltre alla categoria dei fragili, degli anziani, delle case di riposo e dei sanitari, la Regione Veneto ora apre le terze dosi anche agli over 80 con prenotazione direttamente dal portale. Può prenotare la terza dose per chi ha più di 80 anni da subito. Il sistema è intelligente, l'assessore ha seguito questo lavoro e quindi dà la possibilità di prenotare se ha fatto la seconda dose a più di 6 mesi. La campagna in Veneto procede spedita e in una settimana è aumentata la copertura vaccinale della popolazione. La scorsa settimana eravamo a 80,9 percentuale regionale e udite, mi sa che sia vera quello che ho detto, che arriviamo all'85%, siamo già all'82,3%. A dimostrare l'efficacia dei vaccini i dati che arrivano dal report settimanale che mostrano un Veneto con un'incidenza di 40,7 casi ogni 100.000 abitanti, un RConT a 0,86. L'occupazione delle terapie intensive cala di un punto percentuale e si attesta al 5%. Medesimo andamento per l'area non critica che è al 3%. Un bilancio positivo, ma è necessario attendere metà ottobre per analizzare quello che sarà l'impatto dell'apertura delle scuole sull'epidemia, vista l'esperienza dell'anno scorso, quando con il rientro in classe degli studenti si era registrata una recrudescenza del contagio. Linea blu, quella dell'anno scorso, quindi vedete la freccia blu, vedete che dopo la freccia inizia a crescere, sono i contagi che crescono dopo l'apertura delle scuole. La linea rossa è quella attuale, cioè 2021, luglio 2021, settembre 2021, dall'apertura della scuola freccia rossa, calano i contagi. E a proposito di scuole, la dottoressa Russo, responsabile della prevenzione regionale, ha analizzato nuove linee di intervento in caso di positività in classe per evitare la quarantena di tutti gli studenti. Si possono tenere presenti ad esempio dei parametri, no? Quanti vaccinati ci sono in quell'aula? Ma non in via discriminatoria, per applicare un algoritmo che dice la possibilità in presenza di tutti questi vaccinati è che comunque si è creata una bolla anche a favore di quelli che non sono vaccinati. Prima. L'altro aspetto, dov'è fisicamente, a che distanza si trovava l'eventuale positivo rispetto agli altri ragazzi? Un piano che il Veneto ha presentato durante la prima riunione del neocostituito gruppo di lavoro per la quarantena scolastica, di cui fanno parte Regioni, Istituto Superiore di Sanità e Ministero. Intanto si attendono le linee guida anche per la somministrazione del vaccino contro l'influenza stagionale, di cui il Veneto ha acquistato 1.688.000 dosi, circa 300.000 in più rispetto allo scorso anno. In riferimento alle notizie di questi giorni, il commissario straordinario del MOSE chiarisce in un comunicato che la soglia di innalzamento con marea a 130 cm per questo autunno è stata decisa da tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella cabina di coordinamento per la condivisione presieduta dal prefetto di Venezia ed è stata scelta in quanto, benché più alta di quella di 110 cm prevista per fine lavori, consente un anticipato e adeguato meccanismo di difesa della laguna senza compromettere una macchina ingegneristica complessa e in via di completamento come il MOSE. Sarà comunque valutata la possibilità di modificare la soglia di 130 cm avvicinandosi a quella definitiva di 110 in funzione dell'avanzamento dei lavori e in condivisione con i soggetti istituzionali coinvolti. Una pedalata nella storia del Rio Cimetto a Mestre contro la prevista nuova cementificazione e la prevista scomparsa di questa oasi naturalistica tutelata anche da WWF e FAI. Il WWF con una petizione ne sta promuovendo la salvaguardia e l'oasi naturalistica del Rio Cimetto a Mestre, in pieno centro storico, ettari di bosco, corsi d'acqua, dolci meandri, storici mulini e biodiversità a rischio estinzione, per lasciare posto a chilometri di cemento e nuovi percorsi stradali, in vista della nuova viabilità Brendole-Gazzara Castellana.
Eppure questo immenso parco con i suoi fiumi, la sua biodiversità, con il lento ritorno della sua fauna, garzette in primis, rappresenta l'identità di questo territorio e non soltanto, bene tutelato anche dal FAI e inserito nelle giornate europee del patrimonio, occasione durante la quale associazioni e comitati ambientalisti, giunti anche da Treviso e Conegliano, si sono dati appuntamento per una pedalata nella storia. Racconta del Canal Grande come propagine del fiume Muson, che da Asolo costeggiava la Milanese, arrivava alla Giustizia, poi deviava verso nord. Questo è quello che è rimasto e invece di versarsi nel Marzenego poi nuovamente deviava verso sud, faceva Riviera 20 Settembre, via Poerio, la zona delle barche, secondo certi autori e studi abbastanza pensati e valutati, proseguiva nell'alveo di quello che attualmente è il Canal Salso, entrava in laguna e in laguna tracciava il Canal Grande per sfociare poi in mare. Nel 1600 il Muson venne però intercettato dai veneziani a Milano con le sue acque deviate lungo il Brenta, lasciando così del Muson solo un fiumiciattolo chiamato Simetto e poi Rio Cimetto, appunto. E di questo è rimasto il Cimetto, è l'unico ormai reperto storico-archeologico che ci è rimasto e che noi vorremmo preservare. Proteggere il territorio dalla criminalità mafiosa, parole del nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza, generale Salerno, nella continuità con il generale uscente Avitabile. Passaggio di consegna al comando provinciale della Guardia di Finanza di Venezia. Dopo 4 anni il generale di brigata Giovanni Avitabile lascia la guida del comando per la frequenza della 73esima sessione di studio dell'Istituto Alti Studi della Difesa. Adesso dovrò fare un corso di qualche mese all'Istituto Alti Studi per la Difesa a Roma e diciamo che l'anno prossimo, più o meno nei primi mesi dell'anno prossimo, avrò un nuovo incarico, una nuova destinazione. Al suo posto subentra il generale Giovanni Salerno, 55 anni, calabrese di Castrovillari. Proviene dal Comando Generale di Roma, dove aveva assunto l'incarico di capo ufficio cooperazione internazionale, prima del quale aveva diretto comandi operativi in Campania e Sicilia, svolgendo importanti indagini nel settore del contrasto alla criminalità organizzata e al riciclaggio, indagini che lo avevano già portato lungo il territorio veneto. Proseguendo nel segno della continuità nella staffetta con il suo pari, dice: attenzione massima nel monitorare come si muove e si trasforma la ricchezza sul territorio, con in primis Venezia, che va protetta dalla criminalità mafiosa, tutelando al contempo l'economia sana. La lotta alla criminalità organizzata, che qui probabilmente può trovare una sua rappresentazione nell'infiltrazione del tessuto economico legale, può essere motivo di attenzione, è sicuramente motivo di attenzione da parte della Guardia di Finanza, così come di tutte le altre autorità, in primis l'autorità giudiziaria. Abbiamo appena visto poco fa il servizio relativo a quei lavori di cementificazione che sarebbero previsti nell'oasi naturalistica del Cimetto. Ebbene, arriva un aggiornamento perché il Consiglio Comunale nella seduta odierna, con 30 voti favorevoli, 3 contrari, 1 astenuto, ha votato parere favorevole per gli interventi strutturali per quanto riguarda la riqualificazione del scolmatore del Marzenego. Naturalmente poi maggiori approfondimenti e aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Siamo alla cronaca. Prendevano di mira soprattutto i turisti stranieri del centro storico di Venezia, chiedendo offerte per associazioni benefiche inesistenti. Sono stati scoperti dalla polizia. Avvicinavano ignari turisti chiedendo offerte e facendo firmare donazioni per associazioni benefiche in realtà inesistenti. La Polizia di Stato di Venezia ha complessivamente sanzionato 20 persone, tra cui un minore, uomini e donne, tutti di nazionalità romena, per attività illecite legate alle truffe a favore di false onlus. Nei confronti del gruppo, a cui sono state sequestrate anche le cartelline con i fogli su cui chiedevano di apporre le firme, è stato notificato un ordine di allontanamento dal Comune di Venezia. La truffa è stata scoperta durante i controlli svolti dagli agenti nei mesi di luglio ed agosto nei luoghi di Venezia interessati da un'alta concentrazione turistica con cospicua presenza di cittadini stranieri.
Da domani entrano in vigore fino al 30 aprile le norme dell'accordo di bacino padano che stabiliscono modalità comuni di limitazioni e divieti nel settore dei trasporti, del riscaldamento domestico e dell'agricoltura per contenere il numero di superamenti del limite di PM10 nell'aria da non sforare per più di 35 giorni l'anno. I livelli di allerta saranno identificati coi colori verde, arancio e rosso. Il blocco alla circolazione degli Euro 4 nel livello allerta verde non si applicherà in periodo di emergenza Covid, ovvero fino al 31 dicembre 2021. Status di città balneare. Dopo la proposta di legge partita da Jesolo, la conferenza dei sindaci del litorale veneto ha iniziato la discussione del progetto a vari livelli politici. Poco meno di un mese fa, la presentazione della proposta di legge dello status di città balneare al G20 Spiagge di Jesolo. Ora i sindaci del litorale sono impegnati ad illustrare la proposta ad istituzioni politiche e categorie economiche. Nel testo sono raccolti i problemi comuni alle grandi località turistiche balneari e le loro possibili soluzioni. Tra i problemi principali il cosiddetto effetto fisarmonica, l'enorme crescita di popolazione durante il periodo turistico verso il quale le amministrazioni locali hanno dotazioni organiche e finanziarie inadeguate, in quanto parametrate ai residenti stabili. Abbiamo coinvolto degli studi tecnici che hanno preparato tutti gli elaborati che servono per dare forma a questa idea e poi ovviamente sarà la politica che la porterà avanti creando una proposta di legge che potrebbe essere anche una legge delegata, cioè attraverso questi step poi sarà la politica ovviamente che porterà avanti il percorso. In veste di presidente della conferenza dei sindaci del litorale veneto e di coordinatrice del summit nazionale G20 Spiagge, la sindaca di Cavallino Treporti, Roberta Nesto, ha presentato la bozza del documento alla deputata Giorgia Andreuzza, vicepresidente della 10ª Commissione parlamentare Attività Produttive, Commercio e Turismo. Dovremo ragionare sull'iter da percorrere, che deve coinvolgere le regioni, deve coinvolgere il governo, perché bisogna ovviamente trovare una quadra, in un disegno nazionale, però penso che questo possa servire soprattutto per far sì che le nostre località turistiche di mare, ma penso anche ai laghi, nel periodo di stagionalità riescano a rafforzare e a migliorare il servizio sia ai turisti che ai cittadini. Per una settimana il porto di Venezia si apre alla città con una serie di iniziative che ne illustrano la storia e l'attività commerciale e industriale. Impossibile immaginare Venezia e la sua storia presente, passata e futura prescindendo dal suo porto, ma è un rapporto che deve anche essere coltivato e rafforzato e si inquadra così la settimana di iniziative ed eventi promosso alla Marittima nell'anno in cui si celebrano i 1600 anni di fondazione della città. Una manifestazione lanciata a livello nazionale da Assoporti per promuovere e far conoscere la valenza delle attività portuali. Raccontare come queste amministrazioni pubbliche che gestiscono risorse pubbliche e che sviluppano il territorio, sviluppano la logistica, sviluppano i traffici, sviluppano l'impresa, interagiscono con la città. È importante perché noi dobbiamo comunicare, anche imparare a farlo meglio, come si muove il mondo del lavoro portuale. Quest'anno in particolare la componente femminile del lavoro portuale e quindi è una linea continua con la città e con i cittadini che apriamo oggi e che manterremo aperta nei prossimi anni. Martedì e mercoledì i residenti con Green Pass potranno visitare gratuitamente la mostra d'arte contemporanea allestita al Terminal di San Basilio. Giovedì e venerdì visita in barca per gli studenti delle scuole superiori che aspirino ad una professione in campo marittimo portuale. Sabato e domenica itinerari guidati al Venezia Heritage Tower, storica torre di raffreddamento accanto al varco d'accesso ai terminal commerciali, da cui si osserva il cuore pulsante del porto commerciale industriale della città. Poter avere l'occasione di poter portare all'attenzione dell'opinione pubblica quella che è la realtà portuale, quelle che sono le sue peculiarità, quelli che sono i suoi attori, quelle che sono le grandissime professionalità che sono presenti, è un'occasione assolutamente unica che non vorremmo assolutamente mancare. Ed è davvero tutto per questa edizione, vi lascio le previsioni meteo, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Prosecco
Prosecco DOC millesimato extra dry. Cantine, i padroncini. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in aumento e clima un po' più autunnale, ma vediamo insieme come sarà il tempo in questo inizio di ottobre. Sul Veneto giornata di venerdì caratterizzata da un tempo asciutto e stabile. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Non sono attese piogge. Temperature un po' più in linea con la media del periodo, minime tra 10 e 13 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 19 e i 23 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo la stessa situazione con un ampio soleggiamento e cielo sereno o velato senza precipitazioni degne di nota. Temperature minime tra 11 e 15 gradi, massime sui 22 e 23 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove avremo di fatto poche novità, perché anche qui avremo tanto sole un po' su tutti i settori, solo con qualche innocuo addensamento. Temperature minime intorno ai 12-14 gradi, massime sui 22 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Prosecco DOC millesimato extra dry. Cantine, i padroncini.